Cresce la preoccupazione degli artigiani per il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 programmato salvo proroga a partire dal prossimo ottobre nelle regioni della pianura padana sulla base di un decreto legge che recepisce le direttive europee in materia ambientale. Blocco che colpirà proprio i principali mezzi di lavoro come piccoli e grandi furgoni, van, camion, autocarri, con ricadute pesanti sull'operatività di centinaia di migliaia di imprese artigiane. La misura coinvolge Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna e solo in Veneto potrebbe interessare 350.000 veicoli. I governatori di Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna già si sono esposti con una nota che appoggia il tentativo del ministro Salvini di fermare il blocco che scatta nei comuni sopra i 30.000 abitanti. L'inquinamento sicuramente è un tema importante, non va sottovalutato, però non si può sempre fare leva sulla parte debole. L'artigiano deve essere tutelato e deve continuare a fare il suo mestiere in serenità. L'unica altra alternativa possibile, oltre all'acquisto di un veicolo di categoria superiore, è l'adesione al sistema Move-in, una scatola nera che registra la circolazione dei mezzi, ma impone un tetto chilometrico che limita non poco le imprese. Credo non ci sia la disponibilità di tutti i dispositivi e se pensiamo che la scadenza è ad ottobre, e il solo mese di settembre non credo sia sufficiente per fare tutte queste installazioni e dopo pensiamo al grosso limite di percorrenza che dà questo dispositivo e quindi poi ti mette nella condizione di non poter più usare il mezzo. Diverse le zone grigie e poche le alternative. Confartigianato pone l'attenzione sulla mancanza di incentivi che dovrebbero accompagnare gli artigiani in questa transizione ecologica. C'è questa zona d'ombra dove non ci sono sistemi di controllo per capire effettivamente il livello di emissioni di un mezzo. Nello specifico parlo all'atto dei controlli della revisione, dove i metodi di controllo sono figli del passato e non sono in linea sicuramente con le esigenze dei veicoli attuali e questo non permette di capire se effettivamente un veicolo inquini o non inquini realmente. E questo a discapito di mezzi più datati Euro 5 che vengono magari catalogati come veicoli inquinanti, quando veicoli di categorie superiori realmente magari hanno delle emissioni più alte di questi veicoli più vecchi.